Amiche carissime, ben ritrovate con 4 chiacchiere con. Quest'oggi vogliamo partire da un'immagine di copertina che ci farà capire la situazione di grave disagio nella quale vivono molte donne ma anche molti uomini. Prego dalla regia con la copertina. E questa è la nostra copertina, ce la faremo anche senza estetista e parrucchiere. Ovviamente noi ci scherziamo con una copertina ironica, ecco, preciso che non ero io quella nella foto, ci tengo a precisarlo, grazie. Noi ovviamente scherziamo, ma questo è un problema che riguarda il lavoro di moltissime persone. È un piacere collegarmi nuovamente con un ospite che è forse ancora più arrabbiata rispetto a come l'abbiamo sentita lunedì, proprio non appena è stata data la notizia del decreto Conte che prevede la riapertura per i saloni di acconciatura e di estetica il 1° giugno. Abbiamo la presidente nazionale della categoria benessere per Confartigianato Imprese, Tiziana Chiorboli. Buongiorno Tiziana. Buongiorno a tutti, buongiorno colleghi, buongiorno anche ai miei clienti che sicuramente qualcuno mi guarda perché la Regione Veneto questa emittente la fa e non solo, tutta Italia. Ecco per Tiziana, cui qualcuno mi vede. Sei Dimmi. ancora arrabbiata come l'ultima volta che ci siamo sentiti o l'arrabbiatura è un pochettino scesa? Perché in questi giorni abbiamo assistito un po' in tutta quanta Italia a tante proteste da parte proprio della vostra categoria. Io quando vedo un governo che reagisce così, finché non vedo che lui mi dà risposte, sono arrabbiatissima. Ho fatto una diretta anche, anzi 2, questa mattina per quanto riguarda le radio e ne sono tanto arrabbiata, per non dire incazzata, per il semplice fatto che loro devono capire che ci devono dare un'apertura anticipata. Questo è poco ma sicuro, per il semplice fatto che non tengono conto il rischio che noi, non tanto noi, ma la gente comune in questo momento ha nelle sue mani. È una bomba che ha, perché abbiamo l'abusivo che va famiglia per famiglia senza essere controllato. Quindi qui sinceramente è questo il problema più grosso. E in più che ovviamente è gente che non paga le tasse e di conseguenza può lavorare. Noi le paghiamo, in più non ci danno nulla perché il governo non ci dà ammortizzatori sociali in questo momento. Ci sono famiglie da mantenere, addetti che noi comunque dobbiamo, lo Stato deve e le casse integrazioni non le ha ancora date, per cui è una situazione veramente di grande sofferenza. Tiziana, ascolta una cosa, io so che lei si sta attivando moltissimo per quello che riguarda un dialogo diretto con il governatore Zaia piuttosto che Sì? con il governo. Ecco, c'è No, anche qualche con il governo spiraglio? stesso. C'è qualche spiraglio oppure no? Allora, io con il governatore Zaia ho mandato una lettera, abbiamo un filo diretto, comunque la mia regione di riferimento, e proprio ieri in conferenza stampa ho avuto l'onore che lui sia dalla mia parte, quindi vuol dire che è una cosa che abbiamo visto giusto, ho visto giusto, la categoria ha visto giusto. Io sto anche comunque facendo che cosa? I pugni con il governo, cioè nel senso che io sono già arrivata lì insieme a altre realtà importanti come la mia, cioè tutto il comparto che si dice che è del benessere, quindi cosmesi e quant'altro, quindi è un malloppo di 24 milioni di euro il nostro indotto unito insieme a questa realtà, perché noi sappiamo bene che l'acconciatura insieme alla cosmesi fa un bel numero. Io poi faccio parte anche di Camera Italiana dell'Acconciatura, per cui abbiamo un indotto insieme a altre associazioni di categoria e accademie ovviamente del nostro settore, per cui sono numeri importantissimi. Intanto, So che ci hanno ascoltato. Scusami un attimo solo, intanto ne stiamo vedendo delle immagini di protesta di molti dei tuoi colleghi, addirittura abbiamo visto fotografie di parrucchieri incatenati davanti alla propria attività. Hanno ragione, io sto proponendo anche
Stiamo vedendo un attimo di mettere una data a livello regionale, vorrei arrivare anche al nazionale, visto che lo rappresento, perché io comunque sono di Rovigo, per cui sto partendo con il Veneto di una bellissima campagna dicendo io getto le chiavi. Getto le chiavi perché è ora di finirla, il governo ci deve ascoltare, voglio vedere il che si muoveranno o a destra o a sinistra, vedremo insomma. E io guarda, auguro davvero che questa protesta possa essere accolta, anche perché lo abbiamo già detto, poi lo diremo con altri membri del tuo direttivo, non è giusta l'apertura di determinate categorie e non della vostra. Certo, Ascolta, guarda, ti anticipo perché questa sera sarò anche a alla notizia per questo. ah, perfetto, quindi grazie di questa anticipazione e io insomma spero che a breve tempo possano dare ascolto a tutta quanta la vostra categoria, perché sinceramente devono spiegarmi perché un museo, perché una squadra di calcio sì e voi no. Brava. Comunque non voglio entrare nel merito. Ascolta, la nostra chiacchierata di 2 giorni fa ha suscitato l'interesse di alcune tue colleghe che hanno proprio delle domande, delle questioni meramente pratiche da sottoporti, perché c'è molta confusione in materia. Tu ti sei prestata gentilmente a rispondere alle loro domande. Noi dovremmo avere in collegamento telefonico una tua collega, Cristiana, di Salone Profili Ponte San Nicolò a Padova. Ci sei, Cristiana? Sì, pronto, buongiorno Elisa, buongiorno Presidente Chiorgoli. Buongiorno, anzi ciao, siamo colleghe. Ciao, ciao Cristiana. Cristiana, io so che tu avevi una domanda molto specifica e molto dettagliata per la Presidente Chiorboli, che tra le altre cose riguarda una questione tecnica che a molti vostri colleghi può interessare, ma anche alla gente comune, per capire come spesso, passami il termine, ci facciamo abbindolare. Sì, guarda Tiziana, io parlo a nome mio, ma un po' a nome di tante colleghe qui di Padova e confini di Padova. Senti, io volevo un chiarimento inerente a questa cosa, sul protocollo della sicurezza del lavoro. Noi siamo costretti a fare un aggiornamento per Covid-19 oppure no? Questa è una questione che ancora non abbiamo capito effettivamente se è sì oppure se in questo momento ancora non c'è da fare niente. Allora, ti rispondo subito. Noi come negozi, tu sai bene perché comunque siamo colleghe, abbiamo già un'abilitazione dei nostri negozi, quindi la sicurezza e l'igiene noi ce l'abbiamo. Per Covid-19 non esiste ancora un decreto ministeriale che ci possa dire quali dispositivi noi dovremmo usare, perché il governo ce lo deve ancora dire. Il comitato scientifico questo ce lo deve ancora dire, quindi chiunque vende questa cosa, noi dall'altra parte dovremmo chiedere il decreto governativo perché sia valido, altrimenti sono solo chiacchiere e mangiatoie di soldi. Tiziana, mi scusi, mi faccia un attimo capire, quindi ci sono soggetti che si propongono a voi parrucchieri in questo momento un po' difficile, con dei fantomatici aggiornamenti, protocolli di sicurezza per il Covid-19, quando in realtà non potrebbero farlo perché non c'è nessuna linea guida, ho capito bene? Brava, bravissima. Ecco, e allora lanciamo un appello molto importante alla vostra categoria. Prima di accettare questo tipo di sperpero di denaro, rivolgetevi a chi, come in questo caso la Presidente Chiorboli, vi può dare delle informazioni che siano veritiere. Cristiana, so che poi c'era un'altra domanda che volevi porre alla Presidente. Sì, guarda Elisa, anche qui c'è molta confusione. Noi siamo tutti nel settore, siamo tutti molto attenti di fare le cose come dobbiamo farle, proprio per poter lavorare in sicurezza. Ma tutto questo materiale che ci dicono, i kit monouso, oppure il plexiglass, oppure le distanze da tenere tra una postazione e l'altra, a chi dobbiamo dare retta, Presidente?
Allora, Cristiana, il problema, come tu prima mi hai posto, è lo stesso. Cioè, qui abbiamo persone che si inventano delle cose quando in realtà non lo sono. Anche qui non esiste un decreto, l'unica cosa che esiste è il comportamento di noi stessi che ci hanno imposto di entrare nei negozi a fare la spesa e non fanno parte del benessere per il momento, quindi è un'altra realtà, ma è il comportamento che noi dobbiamo avere delle distanze di sicurezza. Ma quando io sono nel mio salone, le distanze di sicurezza, come tu sai bene, sono sempre le stesse dei 2,5 metri che noi abbiamo intorno al nostro cliente. Per cui queste sono già nelle nostre norme, per questo che io mi punto che abbiamo già le norme di sicurezza e di igiene, perché anche queste parli di sicurezza. Quindi per il momento a noi manca la guida del governo, del decreto, cioè io cosa devo mettermi all'interno di quel salone. Il monouso, chi lo usava prima lo può usare dopo. L'importante è che noi abbiamo l'igiene, che quella ce l'abbiamo già. Cioè noi stiamo andando fuori dal seminato perché queste aziende non vedono l'ora di vendere questi kit perché non ci possono più vendere il tubo di tinta oppure il finish che noi usiamo nei nostri saloni, che può essere una lacca, può essere qualsiasi altra cosa, e sinceramente ci vogliono pioppare, è una brutta parola ma è così, chissà quante cose per farci spendere soldi. In questo momento noi non abbiamo bisogno di tante cose, abbiamo bisogno di una sicurezza che è un decreto governativo che ci dica cosa usare di dispositivo. Fine, i nostri saloni sono già pronti a ripartire, l'igiene l'hanno già, perché credo che anche Cristiana nel suo salone abbia un dispositivo di igiene, che vuol dire un dispositivo che ci si lava le mani, igienizzante, che vuol dire delle salviette di carta se ti succede di asciugare qualcosa. Cioè queste cose, ragazzi, le abbiamo già, lo sterilizzatore ce l'abbiamo già, qualsiasi negozio, perché questa è qualcosa che ci impongono prima di aprire. Quindi stiamo attenti. Difatti, Presidente, volevo parlarlo proprio su questo. Noi saremmo state fronte da sempre, perché i dispositivi, come hai detto tu, li abbiamo da sempre, perché il monouso lo abbiamo da sempre, la sterilizzazione delle spazole l'abbiamo da sempre, per cui per quanto ci riguarda noi potremmo anche non aver mai chiuso a questo punto. Quindi scusatemi un attimo se da profana intervengo. Mi pare di capire che si parla tanto di speculazioni riguardo alle mascherine, però ci sono in atto delle grandi speculazioni anche all'interno del vostro settore da parte di soggetti che millantano protocolli piuttosto che provvedimenti che in realtà di concreto non c'è ancora nulla. Brava. È proprio questo il punto. Direi che questo è molto grave, perciò grazie infinite a Cristiana di Salone Profili per averci permesso di far luce su questo aspetto. Grazie infinite Cristiana. Grazie a voi, grazie Elisa, grazie Presidente, ciao Cristiana. Ciao Cristiana, ciao. Ecco, Presidente Chiorboli, mi sembra una cosa al di là della gravità del fatto che non vi facciano riaprire, della grave situazione in cui versa la vostra categoria, mi sembra veramente una cosa incredibile che ci sia gente che va a speculare su questo, anche perché ricordiamo che ci sono moltissimi saloni che rischiano di non riaprire più e persone che rischiano di perdere il loro posto di lavoro, cioè questo è gravissimo che ci sia un'ulteriore speculazione a riguardo. Guarda, come dicevo nell'altra puntata che ero in diretta, sono molto preoccupata. Sto aspettando a momenti i dati che ovviamente sono parzialmente definitivi, nel senso di questi giorni, perché mi stanno salendo ovviamente i saloni a rischio. Quindi sto aspettando a breve, te li darei se mi fossero anche già arrivati, ma nel momento non li ho ancora.
li sto aspettando a minuti, perché dopodiché mi stanno per intervistare con delle testate nazionali che Certo. vogliono i dati. Per cui sono molto preoccupata perché, ripeto, 49.000 addetti a rischio di lavoro, io sinceramente sono preoccupatissima. Tiziana, E io quindi la siamo ringrazio in una tantissimo. situazione veramente da paura, insomma, siamo sbalorditi di questo, di Tiziana, io quello che la sta accadendo. ringrazio tantissimo per questo collegamento e anche per i prossimi due, perché ci ha segnalato due membri del suo direttivo, così andremo a sentire com'è la situazione anche in altre due Sì, regioni d'Italia, perfetto. Emilia Romagna e Sardegna. Però Tiziana, io la prego di una cosa, lei si collegherà ancora con noi, perché io voglio far sentire la vostra voce. È giusto che ci sia parità di trattamento tra tutte le categorie, che si chiamino squadra di calcio oppure che si chiamino parrucchieri ed estetisti. Sì, io dico la verità, che far sentire la mia voce, soprattutto la verità della nostra categoria, perché poi io sono una di loro, perché dico sempre questo, ci tengo a far capire a tutti che noi siamo già pronti a ripartire e non siamo le pecore nere che uno può pensare, e di conseguenza questo mi spiace. E quindi io mi batterò fino all'ultimo pur di riuscire a portare a casa un risultato. Saluto ovviamente, che dopo so che interviene il mio Certo. vicepresidente nazionale e il presidente regionale della Sardegna, che lo saluto. Grazie infinite alla Presidente Chiorboli, spero di averla ancora nostra ospite, ancora grazie. Certamente, certamente, grazie a te. Ciao. Grazie. Insomma, abbiamo sentito quelli che sono i problemi che derivano non soltanto da un'apertura che è stata posticipata, ma anche da questioni gravissime di speculazione. Adesso ci colleghiamo, come ci ha anticipato la Presidente Chiorboli, con Parma, dove si trova il vicepresidente nazionale di Confartigianato Benessere, Michele Ziveri. Buongiorno Michele. Saluti, buongiorno Elisa, saluti a tutti, ai telespettatori, ai colleghi che Ecco, sono in trasmissione. Io vorrei iniziare subito. Abbiamo una mascherina con dei dati che secondo me parlano più di ogni tipo di discorso. Emilia Romagna, settore acconciatura ed estetica, 12.000 imprese, 23.000 addetti. Cioè, questi sono numeri che fanno veramente pensare riguardo non solo l'indotto economico, ma la situazione di gravissimo disagio in cui vivono questi 23.000 addetti. Certo, nostra regione, una regione, come diceva lei, con questi numeri, 12.000 imprese, 23.000 addetti, e sono anche altrettante 23.000 famiglie e altre 12.000 famiglie, quelle delle imprese aperte. Un momento difficile, molto difficile, perché, come avrà detto la mia Presidente Tiziana, siamo stati un pochettino traditi da quelli che erano gli accordi precedenti. Noi avevamo prodotto un documento condiviso, un protocollo per poter lavorare in totale sicurezza e tranquillità, certo non nel periodo dell'esplosione del virus, ma quando si riaprivano un po' tutte quante le attività. Ci sembra un po' sperequativo il fatto di far giocare una squadra di calcio o farsi allenare una squadra di calcio, che sono almeno 11 se va bene l'allenamento, 12 la partita, 22 la partita, dove noi invece lavoriamo con 1 a 1, seguendo tutto un ciclo, e abbiamo costruito anche un, chiamiamolo, decalogo all'interno della Confartigianato per poter dare agli associati, ai colleghi tutti, un metodo, una metodologia che sia la più sicura possibile, ma anche la più garantista possibile dal punto di vista della sicurezza verso le clienti, perché abbiamo visto, Elisa, che quando si avvicinano, si avvicineranno probabilmente l'attività, sono tutte come la prima volta, nel senso che la paura di entrare in un'attività, quindi aprire una porta, essere vicini a contatto, insomma, con una persona che conosci da tempo, ma che comunque di questi tempi la paura è tantissima e l'ansia del contagio. Quindi noi abbiamo costruito anche questo decalogo che verrà perfezionato e distribuito a tutti gli associati, e speriamo anche pubblicamente
Ecco, Michele, per qualsiasi canale. quindi lei mi conferma che anche in Emilia-Romagna i saloni sarebbero stati pronti a partire che si fosse trattato dell'11 piuttosto che del 18 maggio. Eravate tutti quanti in grado di poter ripartire in quella data? Sì, Elisa, siamo partiti molto lontano, già dalle 62694, non voglio dire. La nostra attività col settore dell'estetica hanno, ma per una garanzia totale degli operatori e dei clienti, siamo partiti già da molto tempo con quelle che sono le norme di sicurezza, di non contagio, di qualsiasi malattia. Voglio dire, la 626, la 8108, la successiva malattia HIV che abbiamo subito, ci ha portati ad adottare, ad adoperare degli strumenti e comunque delle metodologie di lavoro che siano garantiste per quanto riguarda la salute di tutti. Qui si trattava e si tratta solo di aumentare quelle che sono le normative post inizio del coronavirus, con mascherina, guanti, la disinfezione costante e continua di ambienti, di luoghi e del personaggio che lavora, ma anche della stessa cliente, perché noi non sappiamo mai chi entra. Certo, io le vorrei leggere un attimo una dichiarazione del presidente di Confartigianato Imprese Emilia Romagna, presidente Granelli, che dice: è importante la ripresa delle attività di acconciatura non solo per i motivi evidenti di difficoltà economica di un settore che conta circa 10.000 imprese, che è completamente fermo da oltre un mese, ma anche perché una ripresa delle attività sarebbe un valido contrasto al fenomeno dell'abusivismo. È una piaga così importante anche in Emilia Romagna, come abbiamo sentito dalle parole della Presidente Chiorboli per quello che riguarda il Veneto? Sì, guardi, anche in Emilia Romagna, devo dire, da vicepresidenza nazionale, purtroppo in tutta Italia è un fenomeno che era presente prima in percentuali decisamente elevate, purtroppo si è acuito nel periodo Covid. La campagna dell'abusivismo è sempre stata fatta dalle associazioni di categoria, da tutti quelli che tutelano i lavoratori in regola, i lavoratori che comunque fanno parte del sistema lavorativo da lunga data. Devo dire però che un'accusa o un peso lo metto anche al mercato, ovvero se è esplosa così tanto l'offerta, vuol dire che c'è anche tanta richiesta. Il che mi lascia dire che la lotta più importante che si possa fare all'abusivismo è quello che fanno gli organi di comunicazione, ad esempio la vostra televisione, i giornali, tutti gli strumenti web che oggi si sono decisamente decuplicati in questo periodo, ed è quella della sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Io non posso pensare, continuiamo a dirlo, che un abusivo possa entrare da una casa all'altra, possa toccare un ambiente o l'altro senza normative igienico-sanitarie, senza rispondere a quelle che sono un minimo di precauzione, ma soprattutto di rispetto anche verso le persone. Entrare, uscire, contagiare, muoversi. E questo è una grande meraviglia che mi sto facendo del governo attuale, che non lascia, o forse speriamo di avere degli spiragli, ma non vuole ragionare o pensare di prendere in considerazione questo secondo aspetto, che è quello dell'abusivo, che forse determinerà, speriamo di no, ma determinerà sicuramente dopo il 4, quindi l'apertura del movimento con un po' più lassismo, perché anche il documento che deve accompagnare ogni cittadino sarà un pochettino più facile e meno restrittivo. Non voglio pensare a purtroppo quello che potrebbe essere una ripresa del contagio. E allora io, mi scusi, vorrei utilizzare proprio questo spazio per sensibilizzare tutte quante le persone. So che tutti abbiamo voglia del parrucchiere e dell'estetista, io per prima ho la frangia che tra un po' non ci vedo più, però non fate entrare in casa vostra persone abusive che non rispettano le norme igienico-sanitarie, che possono contagiare
lasciarvi nell'ipotesi più grave che non sapete con che prodotti e con che strumenti lavorino. E questo penso sia un messaggio importantissimo, perché non riguarda solo una mera questione estetica, ma riguarda la salute delle persone. Ecco, io ci terrei moltissimo. Ho detto bene, vicepresidente, sposa questo mio appello, vero? Perfetto, perfetto Lisa, questo andrebbe passato come i messaggi o aggiunto ai messaggi che vengono passati continuamente sulla prevenzione del Covid e quello che bisogna fare per evitare di contagiarsi. È un pezzettino che andrebbe aggiunto a tutti quei punti che vengono passati continuamente e costantemente. Sicuramente. Mi riprendo un attimo. Prego, prego. Al messaggio del mio presidente regionale Granelli, rimarcando il fatto che le nostre attività sono, devo dire da sempre nella storia, siamo anche nei libri, come attività che fanno intanto un'azione sociale, perché quando uno fa star bene, fa sentire bene le persone, ci cerca insomma di abbellirle e di rendergli un pochettino più facile il vivere, credo che sia una grande azione. E oggi la massa, il popolo, maschi, femmine, tutti in genere, secondo me, hanno bisogno anche di rivedersi allo specchio in un modo diverso, di essere riordinati, di essere trattati o coccolati come fa solitamente un parrucchiere col proprio cliente. Quindi credo che anche questa azione sociale vada considerata, e non solo è meramente quella fisica del toccare le persone, perché se con strumenti idonei possiamo toccare e lavorare senza contagiare, credo che sia Guardi, un non motivo il fatto di portarci prima. Io sono convinta che non toccate solo i capelli, non toccate solo la cute, ma toccate anche il benessere psicologico delle persone, ed è per questo che sposo appieno la vostra protesta. Grazie infinite al vicepresidente Ziveri per essere stato nostro ospite quest'oggi. Io spero di potermi ricollegare in futuro con lei, perché mi possa dire: c'è uno spiraglio, ci hanno consentito l'11 o il 18 maggio. Io incrocio le dita per voi. Grazie infinite, vicepresidente. Grazie Elisa, grazie a voi. E questa era un'altra testimonianza dall'Emilia Romagna, ma il nostro viaggio in quello che è il settore benessere prosegue, perché andremo a sentire anche come viene vissuta questa fase di grandissimo disagio e se sono in atto delle proteste anche al sud. Abbiamo un collegamento telefonico con il presidente provinciale di Confartigianato Benessere per quello che riguarda la Sardegna. Abbiamo Tonio Pani in collegamento telefonico. Buongiorno Tonio. No, niente, ecco, mi dicono che c'è un attimo di ritardo con il collegamento, allora io intanto ne approfitto giusto per darvi quelli che sono i dati per quello che riguarda la Sardegna, perché in Sardegna parliamo di 3.384 imprese del settore benessere che abbiamo sentito coinvolgono non soltanto il settore degli acconciatori, ma anche il settore dell'estetica, 5.124 addetti e 523 milioni è il giro d'affari annuo che viene stimato, e questi sono i dati che sono stati forniti direttamente da Confartigianato Sardegna. Tra le altre cose, ecco, ogni persona spenderebbe, per quello che riguarda parrucchiere e trattamenti di bellezza, 61 euro al mese. Questa è la media che è stata stimata, perciò capite che anche per quello che riguarda la Sardegna è sicuramente una situazione di gravissimo disagio. Quindi vogliamo sapere se anche in Sardegna si sono verificate proteste, come le immagini che abbiamo visto all'inizio, ha fatto il giro di tutti quanti i giornali, una protesta che vedeva addirittura dei parrucchieri incatenati davanti alla propria attività per chiederne la riapertura. Abbiamo in collegamento telefonico Tonio Pani. Buongiorno Tonio. Buongiorno, grazie, saluto tutti quanti, saluto anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, che li ho sentiti, il presidente e il vicepresidente, rispettivamente Tiziana e Michele. Ecco, io le pongo subito una domanda a bruciapelo.
Lei è arrabbiato in questo preciso istante per questa riapertura posticipata al 1° giugno, se si pensa che invece realtà come musei e squadre di calcio riaprono prima? Sì, diciamo che appena abbiamo sentito il nostro presidente Conte, sicuramente la reazione è stata terribile, insomma, un po' di pancia. Parlare del 1° giugno come possibile riapertura significherebbe dare il colpo di grazia alle tante attività già fortemente in difficoltà, quindi è un qualcosa veramente di assurdo e di grave, anche perché insomma, noi crediamo di poter dare un grosso contributo invece alla lotta a questo coronavirus, perché comunque lei deve ben sapere la situazione qui in Sardegna è abbastanza seria al di là di questa emergenza e quindi insomma in questi ultimi 2 mesi credo che molti esercenti, molti artigiani abbiano raschiato il fondo della pentola, quindi non so se si riesce ad arrivare al 1° giugno. Fortunatamente però qui i segnali in Sardegna sono diversi da parte delle istituzioni, perché il governatore della Sardegna probabilmente ha recepito il nostro grido d'allarme, soprattutto quello da parte della nostra associazione, quindi noi come Confartigianato ci siamo mossi non poco, abbiamo investito tanto sempre sulla falsa riga della condotta nazionale e diciamo che ci sono ottime probabilità che trattandosi di una regione a statuto speciale si possa veramente anticipare questa apertura. Ecco, quindi lei ha riscontrato un buon dialogo con quelle che sono le istituzioni regionali, hanno insomma recepito questa situazione di grave crisi. Io leggo un dato dal vostro sito dove viene ricordato che il settore in questi 2 mesi abbia già registrato un calo del giro d'affari di circa 50 milioni di euro. Sì, assolutamente sì, il conto è presto fatto. Guardi, noi in Sardegna abbiamo 3.384 imprese regolarmente registrate, di cui 2.886 sono imprese artigiane, per un totale di 5.124 addetti. Significa che il giro d'affari annuo è di 523 milioni di euro, perché la spesa mensile, insomma, in qualche modo stabilita è di circa 61 euro a famiglia, che corrisponde a una cifra di 732 euro l'anno, e il conto è presto fatto. La Sardegna non ha una grande densità di abitanti, insomma siamo 1,5 milioni, poco più, e quindi incide molto il nostro comparto anche sul sistema economico come volano. Però io volevo, se permette, io le volevo ricordare il perché noi potremmo essere davvero quella categoria che dà un grosso contributo alla lotta contro questo virus, perché lei deve pensare che dal 4 maggio, ovvero quando verranno allentate un po' le restrizioni, significa che molti si affiancheranno per ragioni di disperazione a quelli abusivi che già stanno operando con servizi a domicilio, e molti che hanno l'attività pur illegalmente saranno costretti a fare questo tipo di lavoro, aumentando esponenzialmente il rischio contagio, mentre noi nei nostri saloni, essendo noi dei grandi professionisti del settore, perché conosciamo quali sono le misure da adottare per evitare al minimo il rischio contagio, noi potremmo essere davvero potremmo dare quel contributo per ridurre ulteriormente il rischio attraverso il nostro lavoro nei nostri saloni. Quindi lei mi conferma che anche in Sardegna questo dell'abusivismo è un problema sentito ed è una questione che vi preoccupa molto? Assolutamente sì, guardi, l'abusivismo incide per un 30% del mercato. Ovviamente però le dico anche questo, come parti sociali è giusto che si faccia una guerra, si deve cercare di limitare questo fenomeno, però sta succedendo che poi gli operatori del settore in qualche modo siano coinvolti direttamente, ed è una guerra tra poveri. Io penso che le istituzioni debbano occuparsi di questo, gli enti preposti non ci possono lasciare soli a combattere questo fenomeno,
E inoltre c'è da dire che a monte c'è tutto un discorso legato al fatto che lo Stato, secondo me, dovrebbe in qualche modo trovare le soluzioni per far sì che molti di questi che lavorano illegalmente si mettano in regola, perché non sono tutti quelli che vogliono vivere contro le regole. Ci sono alcuni che vorrebbero farlo ma non possono farlo perché magari non hanno i requisiti necessari. Quindi dovremmo trovare una soluzione per questi. Ecco, mi permetta però, bisogna anche poi verificare l'esperienza di questi cosiddetti abusivi, perché voi, ricordiamo, siete il prodotto di esperienza, di scuole, di certificazioni, quindi insomma bisogna anche stare molto attenti con il fatto di accogliere anche questi soggetti non troppo qualificati. Assolutamente, ma infatti lei ha perfettamente ragione, ma quando io dico di intervenire sul fenomeno significa organizzare delle scuole che poi diano la possibilità, attraverso delle modalità che possano in qualche modo anche favorire queste persone e poi recuperare il cosiddetto apprendistato di bottega, cioè noi siamo quelli che possono dare il valore aggiunto per formare le persone. Però purtroppo lo Stato non ci dà questa possibilità, perché lei sa bene cosa significhi avere un dipendente che non sa fare niente, non sa prendere neanche le forbici in mano e neanche il pettine, quindi si deve partire da zero, eppure io sono costretto a dare uno stipendio, sono costretto anche a pagare diciamo, i contributi, e quindi questo è un problema serio per i datori di lavoro, quindi c'è da rivedere un po' il tutto. Senta, abbiamo visto passare all'inizio della nostra chiacchierata alcune immagini di proteste, di parrucchieri incatenati davanti alla loro attività. Abbiamo sentito la Presidente Chiorboli che appunto ci raccontava di voler mettere in atto una protesta chiamata "Io getto le chiavi". Ecco, sono cose che stanno avvenendo anche in Sardegna, cioè si sono registrate anche lì delle proteste da parte di suoi colleghi. Vi siete organizzati in qualche gruppo? Ma guardi, io sono, diciamo, sono anche referente abbastanza di tanti colleghi e le posso dire che abbiamo alcuni gruppi su WhatsApp dove ci sono 300-350 operatori del settore, del comparto e devo sinceramente dire che siamo in una situazione di stand-by dove basta una piccola scintilla per partire un incendio difficilmente da dommare. Quindi siamo in questa situazione perché il governatore ha manifestato veramente una volontà diversa da quella del nostro presidente Conte. Quindi se dovesse invece saltare questa volontà politica, io credo che la situazione possa davvero degenerare e allora noi saremo in prima linea, perché non è possibile veramente essere considerati l'ultima ruota del carro e come ha fatto lo stesso Conte ci ha messo diciamo all'ultimo posto nell'elenco delle priorità. Non meritiamo questo, noi chiediamo di avere rispetto anche della nostra dignità professionale, perché non siamo degli sprovveduti neanche in materia sanitaria, conosciamo bene quali sono le problematiche, perché siamo abituati a combattere in prima linea noi presso le nostre attività. Sicuramente, anche perché ricordiamo, come ha detto la Presidente Chiorboli, voi eravate pronti a ripartire in quanto in materia di sicurezza, in materia di sanificazione, avete già una consuetudine che è rodata nel tempo. Ma guardi, noi è da tempo che lavoriamo, lei deve pensare, io sono la terza generazione, mio figlio è la quarta, quindi conosciamo le modalità, ma soprattutto noi ci affidiamo anche a ciò che abbiamo anche presentato, perché la Confartigianato ha presentato delle linee guida che sono anche abbastanza rigide, ma che a noi non spaventa, cioè agli operatori di settore che lavorano seriamente non devono spaventare, perché siamo già abituati ad adottare questo tipo di atteggiamento. Cioè noi, il cliente con noi ha la certezza che comunque non corre alcun pericolo, cioè non dico che siano dentro una sala operatoria, però sicuramente ci avviciniamo tanto.
Tonio, io la ringrazio davvero moltissimo per questa sua testimonianza. Siamo in chiusura e voglio farle quella che è una domanda che riservo sempre ai miei ospiti. Allora, ci togliamo il camice del parrucchiere, ci togliamo anche la carica che lei ricopre in Confartigianato, parliamo con l'uomo. Che cosa vuole fare quando tutto questo sarà finito? In salone lasciamo suo figlio, che abbiamo sentito è la quarta generazione di parrucchieri, e lei che cosa ha intenzione di fare? Guardi, la cosa che io voglio fare, perché a 57 anni credo di aver dato tanto, io ho iniziato a lavorare a 6 anni, mio padre mi fece costruire un cubo intrucciolare alto 50 centimetri da un suo amico falegname e mi disse, beh, ora tu puoi arrivare ad insaponare le barbe. Quindi la cosa che io voglio fare veramente è contribuire a dare dignità a questa categoria, alla nostra categoria, perché effettivamente noi non siamo solamente dei barbieri, dei parrucchieri, ma siamo degli artisti, e quindi voglio in qualche modo trasmettere la mia esperienza, le mie conoscenze alla nuova generazione, perché questo mestiere io ce l'ho proprio ce l'ho dentro, respira con me, e quindi questo orgoglio mi porta veramente a voler dare qualcosa ai giovani d'oggi che si avviano nel mondo del lavoro. Tonio, io la ringrazio tantissimo per questo collegamento e in bocca al lupo per la vostra riapertura, davvero grazie. Grazie a lei, buona serata. Grazie. E ci tenevo tantissimo a questi collegamenti perché, come abbiamo sentito, non è solo una questione di riapertura legata a una data ben precisa, ma è una questione che coinvolge il lavoro di tantissime persone che sono messe in ginocchio, che sta causando delle speculazioni, lo abbiamo sentito nel primo intervento, quindi ecco, ribadisco l'appello per tutti quanti gli addetti al settore. Come ci ha detto la Presidente nazionale Chiorboli, non esiste nessun decreto, nessun protocollo approvato dal governo, perciò diffidate da tutti quanti quelli che vi propongono aggiornamenti a seguito Covid-19, rivolgetevi piuttosto alle associazioni di categoria competenti per avere delle informazioni che siano veritiere, e soprattutto per chi è a casa non aprite la vostra abitazione, per quanta voglia abbiate, di un parrucchiere piuttosto che di un estetista, a degli abusivi che possono soltanto creare danni e causare pericolo di contagio. Questo era importantissimo ribadirlo e questo era il senso del nostro intervento di quest'oggi. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia. Adesso torniamo a occuparci di evasione, quella che ci regala il mondo colorato, il mondo frivolo dell'abbigliamento. Vi ringrazio nuovamente perché se voi siete la nostra terapia, a noi piace essere la vostra compagnia.